sono Anwar e faccio coltelli. Beh, la mia passione è nata fin da quando ero piccolo, mi sono sempre piaciuti i coltelli affilati, ecco, qualcosa che tagliava. E poi quando sono cresciuto mi è sempre piaciuto andare in montagna e volevo un coltello per andare in montagna. Non ho voluto acquistarlo, ma ho voluto costruirlo e da lì è iniziata pian piano la passione nel capire la forma della lama, i tipi di manico, tipo di acciaio, quello che durasse di più, quello meno. E da lì ho iniziato a studiare da solo e provare, fare tantissime prove. E la passione è arrivata fin dove sono oggi, quindi 2 anni fa ad oggi. Parto dalla progettazione, in questo caso con il cliente, oppure se ho qualche ispirazione, e dalla progettazione dal computer creo proprio il coltello quasi come dovrebbe essere finito. Poi ovviamente durante il processo può cambiare un po' la punta, il manico, però quella è l'idea di base e tanto tempo di progettazione e poi tante prove, perché comunque hai una possibilità per creare il coltello. Ogni passaggio è ben studiato e deve essere fatto nel momento giusto, non prima e non dopo. Si può andare a ricercare un qualsiasi tipo di elemento da poter mettere su un manico, come può essere un corno, un legno o come gli ultimi in legno di vite di un vigneto qua della zona che abbiamo voluto rivisitare con il cliente. Dunque, solitamente dal momento in cui si decide completamente il coltello come dovrà essere e in cui preparo un preventivo, do sempre circa 1 mese di tempo di attesa in modo da tenermi, tra virgolette, largo con i tempi. Poi, per la creazione di un coltello, un paio di giorni, dipende dalla complessità del progetto. Comunque solitamente un paio di giorni, senza fare errori, ecco. Beh, ogni parte della creazione di un coltello è difficile perché si ha una possibilità, cioè un one shot, one kill. Puoi sbagliarlo e recuperare, oppure sbagliarlo e devi ricominciare. Di solito dagli errori impari e quindi ogni volta che sbaglio cerco sempre di capire il motivo e miglioro la qualità e la finitura del coltello. Comunque il creare da un pezzo grezzo di metallo un prodotto finito ha tutta una serie di difficoltà, ma che sono una figata. Cioè proprio mi diverto tantissimo vedere il pezzo grezzo da zero a diventare un qualcosa di unico, quasi un'opera d'arte che alla fine ha un utilizzo. Questi foderi li facciamo io e mia madre, abbiamo studiato insieme questo design e lei, essendo sarta, mi dà una mano sul creare la custodia, packaging per la lama. Esatto, io sono partito da un piccolo garage a casa mia, adesso mi sono trasferito su questo qui che sto pian pianello arredando e creando il mio laboratorio, ma il mio obiettivo è quello di crescere e di diventare un po' più grande, ecco, di seguire la mia passione e divertirmi, perché alla fine non è un lavoro, ma è una passione, un gioco per me e mi diverto tantissimo.